Rene, tu avrai l'emozione ma anche il compito di essere portabandiera alle Paralimpiadi di Milano Cortina e delle Olimpiadi che giocherai anche in casa. Qual è la tua emozione? Beh, l'emozione è grande, è anche l'onore, anche la responsabilità di portare in alto i colori dell'Italia e infatti le porterò tra le mie mani durante la cerimonia e quindi sarà veramente una cosa importante da ricordare per tutta la vita e spero poi di soddisfare tutte quelle che sono appunto le responsabilità, ecco. Ecco, tu stai vivendo in questi giorni anche le emozioni olimpiche, emozioni che tu poi vivrai nelle Paralimpiadi. Come ti sembra Cortina? Beh, guarda, Cortina devo dire è molto bello, nel senso questa Olimpiade mi sta piacendo molto, non me l'aspettavo, però devo dire che tra tutto quello che ho guardato da atleta, diciamo, quindi Pyeongchang e Pechino, questa è quella che mi è piaciuta di più alla fine. Poi mi sembra che stiano dando veramente tanta soddisfazione tutti quanti, tanti colpi di scena, quindi sono veramente emozionanti e mi danno tanta carica anche per le Paralimpiadi.